Eccoci qua, cari telespettatori, siamo come sempre in vostra compagnia, supportati dai nostri ospiti. La puntata odierna vuole sviluppare un tema in modo un po' diverso. Io traggo spunto da un convegno che si è svolto sabato scorso per fare un approfondimento e per rendervi partecipi, perché ci sono a volte delle situazioni in cui nei convegni si approfondiscono dei temi con ospiti illustri che vengono da altre parti d'Italia, restano nel consesso delle pareti di queste aule, ma non sempre tutti possono essere messi a conoscenza. In realtà i temi che ne sono emersi sono estremamente importanti e coinvolgenti per il nostro territorio, per il nord-est in particolare, ma non solo, per tutto il paese, che è fatto di piccole e medie imprese, lo ripetiamo sempre, voi ne siete ben consapevoli e ce lo ricordate costantemente, di partite IVA, di professionisti, di tanti lavoratori, e cercare di fare che il governo che andrà a governare il paese, qualsivoglia possa essere, poi vedremo gli auspici dei presenti, possa tener conto di queste istanze è veramente fondamentale. Il governo tecnico sappiamo che non ha dialogato molto con le parti sociali, con le forze imprenditoriali che avevano delle istanze ben precise. Ha perseguito certi obiettivi in un certo modo, sono piaciuti, non sono piaciuti, non sta a me giudicare, giudicherete naturalmente voi, lo farete poi quando andrete a votare, perché dovrete anche voi manifestare il voto e non astenervi, non starvene a casa, perché altrimenti dopo non piangete sul latte versato e sulle decisioni che intraprenderanno altri. Fatto sta che comunque adesso è importante che alcuni pochi punti fondamentali emergano e che almeno quelli vengano ascoltati. Quindi si può fare di più per il nostro paese, si può fare di più per un territorio che invoca di continuare a vivere e non a morire definitivamente. Aziende che non vogliono lasciare questa terra per andare magari nella vicina Carinzia anziché nella Slovenia o altre realtà. Persone, perché sono i dati anche di quest'oggi che sono emerse, che vanno addirittura in Australia. Moltissimi professionisti e tanti giovani vanno in Australia, ma siamo tornati al dopoguerra. Fa paura questa situazione, non è possibile, perché se diventiamo un paese di pensionati o disoccupati, chi paga poi le pensioni e la disoccupazione? E allora vediamo di sviluppare questi temi con i nostri ospiti. Antonino Pipitone, consigliere regionale Italia dei Valori, ben arrivato qui con noi, buona serata anche a lei. E naturalmente a lei un po' la parte cruciale politica in certo qual modo. L'avvocato Fernando Gallone, esperto di diritto amministrativo e del lavoro, grazie naturalmente anche a lei di essere qui con noi e ci darà un apporto molto importante, perché il lavoro è uno dei temi estremamente caldi con cui tutti si confrontano e che la riforma Fornero sembra non aver risolto come nodo cruciale, anzi ha inasprito certe questioni, non ha tenuto conto di altre, a parte i numeri, ma altro ancora, quindi vedremo con lei di capire meglio. Ben arrivato Alessandro Lelli, consulente di strategia e organizzazione piccole e medie imprese, docente universitario, Università di Bologna. Buongiorno. E con lei affronteremo questa questione delle piccole e medie imprese, sono il nostro territorio, al di là di alcune realtà, e soprattutto di che cosa hanno bisogno, alla luce della sua esperienza, perché lei è entrato, lo si diceva prima fuori onda, ha vissuto, capito, compreso quali sono i malumori e i buoni umori delle imprese, ma soprattutto le studia, quindi con una parte di teoria ma di pratica, e questo è importante. Non da ultimo Alessandro Lelli, ben arrivata anche a lei, consulente di strategia. Come? Paolo Di Marco. Sì, scusa, infatti ho sbagliato la cosa. Paolo Di Marco, docente dell'Università di Bologna, esperto di reti d'impresa, tra l'altro con un curriculum di tutto rispetto, molto interessante, perché lei è consulente direzionale, ma questa esperienza di reti d'impresa ci aiuta a comprendere una dinamica che non sempre è tanto gradita e appetibile qui nel nostro nord-est. Ci dovrà spiegare perché invece sarebbe utile che venisse appresa e assimilata, e se secondo i suoi studi condotti dall'Università di Bologna, però comunque anche lei ha un'azienda, se non sbaglio, certo, vero? Quindi certo. È un imprenditore. Sono un È un imprenditore. Abbiamo la categoria degli imprenditori. Si può fare anche qui, si può fare di più dal di dentro, partendo da sotto e poi ovviamente portando le idee fuori. Detto questo, iniziamo su... Perché, consigliere, l'idea di un convegno? Voglio partire proprio da questo. L'idea di un convegno su questo tema, in questo momento preciso, che non vuole essere un convegno politico, certo. Non vuole essere stato un convegno politico, non lo è stato, ma un momento diverso. Beh, innanzitutto questo convegno è nato
da qualche mese, perché è un convegno importantissimo con esperti che vengono da tutta Italia e quindi è nato in un momento in cui non si sapeva ancora di dover andare a elezioni. Quindi in periodi non sospetti? In periodi assolutamente non sospetti, ed è uno dei convegni che stiamo portando in giro per l'Italia come Italia dei Valori, perché riteniamo che sui temi più importanti come lavoro, come impresa, sviluppo, non è possibile che la politica appunto faccia la passerella oppure non entri in maniera molto importante nel merito dei problemi. Domani mattina noi, sabato 19 gennaio, dalle ore 9:30 siamo in centro storico di Padova all'Hotel Plaza per discutere con tutti quei cittadini che vogliono partecipare, ma soprattutto appunto con gli esperti, di cui una parte sono qua con noi, per capire come e se è possibile fare di più per un tema che è fondamentale soprattutto per il nord-est, ma non solo, che è quello di cercare di fare in modo che le piccole e le medie imprese possano da un lato uscire dalla crisi e dall'altro lato riprendere quel cammino di positività, quel circolo virtuoso che è stata poi la ricchezza al nord-est del Veneto, ma anche della nostra Italia. Ecco, chiedo un po' a lei. I dati non sono certamente dei migliori, perché vabbè che non capiamo mai bene i dati, perché una volta dicono una cosa, una volta l'altra, però sembra che il PIL delle aziende sia in calo ancora, quindi non sono allettanti. Giustamente il consigliere diceva perché ci possa essere una ripresa, ma secondo le sue stime, eccetera, ci può essere a breve questa benedetta ripresa, o veramente bisogna che il governo intraprenda una strada senza tentennamenti di un certo tipo, e prescinda dalle banche, da quello che vogliono le banche, di cui tutti quanti noi interessa ben poco. Io ritengo che una ripresa a breve sia molto difficile. Se andiamo indietro nel tempo, non di molto, di un anno e mezzo, e ripercorriamo questo anno e mezzo, ci accorgiamo che man mano che passavano i mesi la ripresa veniva sempre spostata. Se vi ricordate, circa a metà del governo Monti si diceva che in qualche modo si cominciava a vedere la fine del tunnel, no? Stavamo uscendo in fondo, no? E che probabilmente sì, il 2012 sarebbe stato un anno ancora difficile, ma già dalla seconda metà del 2013 si sarebbe vista la ripresa, cioè il PIL avrebbe ricominciato a crescere. Giustamente, come diceva lei prima, i numeri vanno interpretati, perché qui siamo in un'Italia dove tutti danno i numeri, nel senso letterale del termine, perché ognuno dà i suoi. Allora, quando si parla di ripresa bisogna solo ricordare che noi con il meno 2,4 dell'anno scorso siamo a meno 7 dall'inizio. Quindi a mio avviso non si può parlare di ripresa, si parla di inversione di tendenza. Intanto usiamo magari i termini corretti, nel senso che quando ricominceremo a ripartire avremo toccato il fondo e ricominceremo in qualche modo a cambiare. Lei mi sta dicendo che dobbiamo ancora toccare il fondo? Assolutamente sì, perché adesso le stime del 2013, quindi l'anno prossimo, non sono più di ripresa, ma sono un meno 1%. Teniamo presente che siamo all'inizio del 2013 e quindi c'è ancora un anno davanti. La mia sensazione è che quando arriveremo, e adesso si dice che nel 2014, quindi abbiamo spostato avanti di un anno, a metà dell'anno, se qualcuno non interverrà, il futuro governo, prendendo delle azioni estremamente drastiche, noi continueremo a perdere. E questa situazione porterà veramente il nostro mondo imprenditoriale a un totale disastro e non ci siamo assolutamente molto distanti. Noi. Dopo passo la parola a lei con la stessa domanda, però prima, secondo lei, consigliere, c'è la consapevolezza di questo disastro imminente o c'è la volontà politica, qualora dovessero vincere determinate parti, e perseguire un certo tipo di politica, di portarci in questi termini? La classica cosa che hanno detto tanti, svendere il paese a terzi, portarlo asservito, perché tutto sommato il nostro paese avrebbe un PIL abbastanza alto, calcolando l'emerso e sommerso. Ci sarebbe un PIL. Una ricchezza come dire, degli italiani che è abbastanza significativa rispetto al nostro debito. No, da quello che abbiamo visto in quest'anno e negli ultimi anni penso che non ci sia assoluta consapevolezza. Secondo me la classe politica che fino ad oggi ci ha governato,
anche Monti, su cui ci aspettavamo tutt'altre politiche nei confronti dell'economia per quanto riguarda le politiche a sostegno delle imprese, è stata una delusione. Perché? Perché l'obiettivo è stato quello di spremere sostanzialmente imprese e famiglie, aumentare l'introito, il gettito fiscale e non invece ridare parti importanti del sostegno economico per il rilancio e lo sviluppo. Diceva il professor Lelli prima che c'è stata una riduzione del 7% circa dell'attività imprenditoriale, quindi per quanto riguarda la crisi dell'impresa. A fianco di questo abbiamo avuto nell'ultimo anno un aumento del 4% delle entrate fiscali. Allora c'è qualcosa che non funziona. Se abbiamo avuto il 7% in meno di produzione industriale, abbiamo avuto un aumento del 4% delle entrate fiscali, qualcuno ha pagato questo conto enorme. Certo. E quindi l'abbiamo pagato tutti noi e quei soldi che dovevano servire appunto per investire in produzione, lavoro, ricerca e sviluppo non ci sono state. E quindi ritorniamo alla domanda: hanno consapevolezza? A mio avviso, all'avviso dell'Italia dei Valori, assolutamente no. C'è la volontà? La volontà a parole c'è, ma la vediamo nei fatti. Allora, si parla che le banche italiane hanno avuto quest'anno un prestito enorme dalla banca europea a un tasso molto basso. Sappiamo che sono serviti per acquistare debito pubblico italiano. Se una parte di quel miliardo che è stato 1.000 miliardi, scusate, che sono stati dati per acquisire il debito italiano fosse stato indirizzato per sovvenzionare le imprese a tassi bassissimi, questo oggi non saremmo a questa situazione. Certo, la crisi non è colpa né di Berlusconi e né di Monti specificatamente, c'è una crisi globale e internazionale. Però noi, proprio per il tessuto delle piccole e medie imprese che abbiamo, potevamo e potremmo fare di più. Quindi la volontà c'è, noi ce l'abbiamo se andiamo al governo di avere la volontà di investire in questo senso. Per adesso la volontà è rimasta sulla carta su chi poteva fare e non ha fatto. Infatti. Allora, secondo lei invece ci può essere nel breve periodo, in qualche termine, analizzando in quello che si potrebbe auspicabilmente fare? Rilevo, l'ultimo governo, il Premier Monti ha comunque investito molto e ha investito esplicitamente, lo conosciamo, in ambito finanziario. Ecco. Ha rafforzato il sistema finanziario. Io penso che un sistema paese debba stare insieme sostanzialmente secondo le due variabili principali, quella finanziaria e quella economica. Ora il nostro debito l'abbiamo in qualche maniera assolto, inteso nostro come persone e come imprese, l'abbiamo assolto nei confronti del sistema finanziario. Oggi c'è da lavorare sul sistema economico. Il sistema economico è quello delle imprese, fondamentalmente quello delle imprese. Ecco, quanta responsabilità però anche in capo alle stesse imprese, cioè vediamo dal punto di vista endogeno ed esogeno. Esogeno deve fare qualcosa il governo, qui cerchiamo di tirare fuori delle idee che sono quelle che sono emerse anche nell'ambito del convegno, vediamo quali potrebbero essere. Quanto però, vista la sua esperienza, sta anche in capo alle imprese. Faccio l'esempio, il passaggio generazionale è una mea culpa che l'impresa deve fare, perché la classica impresa nordestina, signor Paron, classico che viene un po' così derisa, però è vero, il manager milanese non entra nell'impresa del nord-est, perché non ha senso che entri, perché chi governa e decide è comunque l'imprenditore che ha avuto l'idea illuminata, encomiabile, ma che forse, e chiedo a lei questo, è ancora adatto ad essere tale in questo contesto? È adatto per la ricchezza e per i valori e per tutto quello che è riuscito a fare fino a questo punto. Oggi però deve cambiare. Quindi deve anche fare una riflessione. Una riflessione importante, perché altrimenti, io peraltro la mia attività principale si svolge sicuramente in Emilia Romagna, nella zona della Lombardia. Vabbè, ci vedono anche in Emilia Romagna. Certo, certo. Però vengo da Belluno. A Belluno di attività interessanti ce ne sono molto, ma ci sono anche molte attività che in questo momento languono, che non danno... Adesso è in crisi l'area del Bellunese. Moltissimo, è fortemente in crisi e questo in qualche maniera è da imputare anche ai singoli imprenditori. Oggi nell'imprenditore c'è la massima ricchezza ma anche il massimo punto di debolezza del sistema impresa. Non sto parlando dell'impresa ma dell'imprenditore. L'imprenditore si deve rigenerare e deve avere fiducia nelle sue capacità.
In questo forse ai governi o a chi ci verrà a governare chiedo semplicemente di dare una prospettiva. Se c'è una prospettiva, l'investitore, in questo caso l'imprenditore, è capace di mettere in atto anche le sue ricchezze residue per poter avere una possibilità. Quindi una progettualità a lungo periodo? Basta avere una prospettiva. L'imprenditore si vende l'appartamento per poter andare avanti. E questa è la logica. Oggi si ferma. Tante sono le occasioni in cui abbiamo visto l'impegno da parte dell'imprenditore. Io seguo direttamente diverse aziende e diverse reti di impresa, quindi collaborazione tra diversi imprenditori. E i successi ci sono i successi e quella parte di PIL che ancora facciamo, per fortuna, è dato da questi successi, quindi non bisogna assolutamente disperare. È estremamente positiva la prospettiva che possono avere queste persone se hanno un obiettivo. Adesso qui entra una questione, voglio ritornarci su questi temi perché lei lo dice con cognizione di causa da lì dentro. Io immagino chi può governare, che si è occupato per lo più, perché abbiamo visto quali sappiamo insomma il grosso dei candidati, tutte le liste, si è occupato di politica da moltissimo tempo, sì ci sono figure nuove, però in ogni caso bisogna vedere che titolo possono avere, quanto possono essere specchietto per le allodole messe lì e quanto possono avere i poteri decisionali e quindi capire meglio cosa si intende, perché altrimenti dare prospettiva per un politico vuol dire tutto, può vuol dire niente, quindi qua forse bisogna spiegarlo un po' meglio e dopo le ridò la parola. Avvocato, la questione è la stessa, visto però sulla base delle riforme che sono state attuate, perché tanti dicono si può parlare nuovamente di altre riforme. Abbiamo appena fatto una riforma del lavoro, appena fatto una riforma delle pensioni, previdenziale eccetera, si può tornare indietro, quando però uno dei nodi cruciali che almeno adesso dopo chiedo anche a voi conferma, che lamentano molti imprenditori, è stato per esempio la non possibilità di reiterare il contratto a termine, no? Che ha tenuto fuori dai giochi tantissimi giovani per esempio, cioè l'imprenditore non può assumere, basta, lascia a casa la persona, eventualmente ne prenderà un'altra. E lo stesso è stato con portare avanti certe, non so, la pensione all'anziano, cioè tutti i provvedimenti che la stessa Fornero ha ammesso di aver fatto alla luce di non pensare che certi presupposti non esistevano più, cioè sulla carta, fatti sulla carta ma non sulla realtà. Certo. Allora, riguardo al fatto di troppe riforme, ecco come ha annunciato lì, troppe riforme, quindi è il caso di poterne continuare a fare altre. Ma questo è un falso problema in realtà, quello che ci deve interessare è l'aspetto qualitativo e non quantitativo. Riguardo alla riforma Fornero, io sono sostanzialmente molto critico perché in realtà presentava al suo interno svariati problemi, in realtà c'erano anche delle eccezioni di incostituzionalità che non sono state prese in considerazione. Sì, è vero, adesso molti datori di lavoro lamentano il fatto di non poter reiterare i contratti a termine. Però ecco, non è questa la giusta chiave di lettura del fenomeno. L'unico modo per poter creare occupazione è quello di mettere in moto delle politiche che aumentino la crescita e quindi di conseguenza aumentino le condizioni per i datori di lavoro e le piccole e medie imprese di poter assumere nuovo personale. Cioè non è agendo sullo strumento del contratto. Poi fra l'altro che vuol dire lamentarsi di non poter reiterare i contratti a termine. Allora noi abbiamo una situazione nella quale il precariato aumenta a dismisura. Noi abbiamo una direttiva, la 9970, la direttiva comunitaria sulla reiterazione di contratto a termine, che palesemente violiamo in continuazione. Pensi che noi abbiamo un dato della pubblica amministrazione che è diventato insostenibile, ormai anche per il patto di stabilità e per il fatto che la pubblica amministrazione non possa più assumere dipendenti, ormai in maniera illegittima, e questo viene ogni giorno riconosciuto, nella pubblica amministrazione lavorano precari, con un paradosso che noi, perché il costo orario del lavoratore precario è superiore a quello del lavoratore a tempo indeterminato, con un paradosso assurdo che la nostra pubblica amministrazione, quindi quando si parla di riduzione dei costi, attualmente sostiene dei costi più elevati per pagare lavoratori precari, quindi un peggior servizio che però comporta dei costi maggiori. Questo semplicemente per un motivo, perché si vuole mantenere la spesa corrente più bassa e quindi si pagano questi lavoratori precari con voci extra di bilancio. Tornando però un attimo al discorso iniziale, io mi ricollego a tutto quello che hanno detto gli altri relatori sinora praticamente, e cioè che io anche ho una visione abbastanza, più che pessimistica, critica, perché il problema è questo, che sì è vero, fra un po' probabilmente ci sarà un'inversione di tendenza, come diceva giustamente Lelli,
Però il problema è questo, che il nostro Stato, la nostra politica, e questo vale in parte per i governi di centrodestra, anche per i governi di centrosinistra, tutto il nostro sistema politico non è mai stato in grado di realizzare, diciamo, quelle riforme che potessero far sì che una volta che si realizzava veramente questa inversione di tendenza e quindi a livello europeo, diciamo, si iniziava a crescere, l'Italia potesse cavalcare assieme agli altri paesi questa crescita. Recentemente si è parlato soltanto della riforma Fornero del mercato del lavoro, come se quella fosse una delle condizioni per la mancanza di competitività delle imprese italiane. Invece è ben accertato che i motivi sono altri, la burocrazia eccessiva in Italia. Infatti adesso vorrei tornare anche su quegli aspetti problematici, perché poi in questo periodo che entriamo in campagna elettorale, si tirano fuori certi aspetti e se ne dimenticano altri, invece non bisogna trascurarli perché fanno parte del meccanismo di insieme. Pubblicità, pochissimi secondi, poi siamo di nuovo con voi. E rieccoci qua. Allora, io l'ho interrotta per la pubblicità, lei stava dicendo di alcuni aspetti molto importanti, ha toccato il discorso del pubblico impiego e quindi il settore pubblico, cosa che per esempio in questo periodo non si parla, cioè della spending review famosa e quindi di tagli che devono essere fatti, ma non al sociale, dico io. Certo. Da dire, non al sociale, non a cose o alla sanità in modo eccessivo, se non parliamo di costi unitari, è un altro sistema di federalismo sanitario, ma tagli a una pubblica amministrazione che comunque, penso anche gli imprenditori, anzi lo dicono sempre, reputano farraginosa, pesante, quasi strutturata per aggravare la vita per gli imprenditori, ma per dare modo di lavorare a centinaia di migliaia di persone, milioni di persone. Si è detto 1 milione di persone in più dove ci sono nella pubblica amministrazione? No, in realtà qui ci sono dati contrastanti. Una buona notizia è il fatto che in realtà, a differenza di quello che si pensa anche comunemente, il dato praticamente del numero di dipendenti pubblici attualmente, diciamo negli ultimi 10 anni, 12 anni, è stato riportato nella media europea. Più che altro non è il dato numerico, cioè quantitativo, è come è ripartito il personale, i dipendenti pubblici praticamente, cioè come sono collocati. E questo è uno dei grandi problemi della pubblica amministrazione in Italia, perché non funziona. Cioè in realtà, ed è uno dei problemi, uno dei più grossi problemi anche per le piccole e medie imprese, come abbiamo detto, l'eccessiva burocrazia che esiste in Italia. Allora noi abbiamo una pubblica amministrazione che è farraginosa, non funziona, inefficiente, poiché non riesce a raggiungere determinati obiettivi che si pone. Allora il problema è che in questi anni non si sono fatte quelle riforme adeguate a fare in modo che praticamente la pubblica amministrazione potesse diventare efficiente, efficace ed economica. Ma per quale ragione? Perché se tutti lo dicono e non si fa. Sì, è il tema caldo di ogni campagna elettorale, ma il problema è questo. Guardi, le cause dell'inefficienza della pubblica amministrazione sono tantissime e non vanno ricondotte soltanto a problemi esclusivamente politici o esclusivamente legislativi, ma vanno ricondotti anche a motivi culturali proprio del popolo italiano. Le faccio un esempio, poi magari ci ritorniamo perché sarebbe un discorso lunghissimo. Però la questione è questa: la pubblica amministrazione in questi ultimi 20 anni, sulla carta, si è cercata di renderla simile al cosiddetto modello aziendalistico delle aziende private. Le aziende private sono più produttive e quindi si pensava che contrattualizzando la pubblica amministrazione la si rendesse efficiente ed efficace come un'azienda economica. In realtà non è questo, non è lo strumento, cioè non ha importanza se il contratto di lavoro del dipendente pubblico sia un contratto pubblicistico o privatistico. Quello che interessa è il fine che viene perseguito. Allora la pubblica amministrazione è retta e gestita da un imprenditore che ha come suo obiettivo quello di massimizzare giustamente il suo profitto e quindi organizza tutta la sua azienda in funzione di quell'obiettivo. Decide quanti dipendenti ci devono essere lì, quanti ci devono essere lì, massimizza la spesa e massimizza i risultati. Nella pubblica amministrazione questo non viene fatto perché evidentemente l'interesse pubblico della pubblica amministrazione non è quello egoistico di massimizzare il profitto dell'imprenditore, ma è l'interesse collettivo, che è un obiettivo molto più fumoso. Evidentemente gli italiani l'interesse collettivo, diciamo, non hanno una grossa propensione al conseguimento dell'interesse collettivo, ecco perché dicevo un problema culturale. Quindi quello che bisognerebbe fare nel
fare riforme della pubblica amministrazione è semplicemente questo, fare in modo che l'interesse collettivo venga a coincidere con l'interesse di chi poi guida la pubblica amministrazione. E allora bisogna introdurre dei meccanismi per cui la pubblica amministrazione deve conseguire certi obiettivi, al conseguimento di quei obiettivi, per esempio con le politiche retributive, il dirigente viene pagato se raggiunge quegli obiettivi e così a cascata tutti quanti. La pubblica amministrazione riceve certi budget a secondo di se ha raggiunto quegli obiettivi e quei risultati, quindi solo questa è la strategia vincente, l'unica riforma possibile. Purtroppo in Italia tutto il mondo politico, ogni volta che si tratta di introdurre meccanismi che premino il merito all'interno anche della pubblica amministrazione, ci sono sempre forti resistenze e purtroppo questo è l'ostacolo. Sì, forse... No, scusami, prego. No, niente, volevo solo aggiungere che anche qui bisognerebbe sempre guardare i numeri per capire qualcosa, no? Perché sono comunque importanti. E se noi andiamo a vedere quanto noi come Stato spendiamo al netto dei costi degli interessi sul debito pubblico, noi non siamo molto distanti dagli altri paesi europei. La Francia spende molto di più, ad esempio, supera il 50%, noi siamo circa il 50% del PIL, la Germania spende meno, ma la Germania spende meno, di nuovo i numeri vanno interpretati, perché c'è un rapporto sul PIL. Se il PIL cresce, io mantengo la stessa spesa, il mio rapporto cresce, se il PIL aumenta, il mio rapporto cala. Allora, l'anno scorso, scusate, 2 anni fa, perché siamo già nel 2013, nel 2011, perché la Germania ha avuto un aumento abbastanza buono del PIL nel 2013, noi avevamo più o meno lo stesso rapporto spesa dello Stato al netto degli interessi rispetto alla Germania. La Francia era molto superiore. Allora, non è tanto un problema di costi, a mio avviso è un problema di qualità, perché se parliamo di tagli lineari questo non ci porta da nessuna parte, assolutamente. Se andiamo a vedere poi il discorso del debito pubblico, che è collegato, perché noi diciamo va bene, la pubblica amministrazione ci costa troppo, dobbiamo tagliare i costi, dobbiamo quindi ridurre il nostro debito pubblico, ma anche sul debito pubblico forse bisognerebbe aprire una parentesi e ragionarci dentro, perché se andiamo a vedere 20 anni fa più o meno il nostro debito pubblico era circa all'intorno al 113-114%, oggi siamo al 126%, non è che siamo al 220%, ricordiamoci che il Giappone è al 240%, eppure è un paese considerato tra i leader mondiali è ancora sano, forse perché ha una propria moneta e quindi può chiaramente giocare stampando moneta sul fatto di andarsi a ricomprare il proprio debito pubblico. Però il discorso è che il debito pubblico, anche questo va visto, perché si è creato questo debito pubblico in Italia? Noi ci lamentiamo dei costi della pubblica amministrazione e, come diceva giustamente Fernando, anche di una gestione certamente non ottimale e non portata a livello dell'impresa privata. È vero, però perché non parliamo anche eventualmente di evasione fiscale? Il debito pubblico si crea anche con l'evasione fiscale? Quindi... sì, io direi anche perché dopo sento comunque anche lei, a parte l'evasione, anche la corruzione, perché la corruzione allora, nella pubblica amministrazione anche qui diamo due dilagante, numeri, no? In modo impressionante. Sono... No, io avevo letto tra l'altro anche degli scritti che c'erano da parte di economisti che dicevano che in fin dei conti l'Italia non sarebbe stata tale se non ci fosse stata anche tutta una fase di evasione e quant'altro di nero, chiamiamolo come vogliamo, che comunque ha consentito e consente a moltissime persone di lavorare, di produrre, che fa parte comunque di un prodotto del paese che viene ad essere il secondo comunque in Europa, se teniamo anche conto di quello che... Nella parte manufatturiera, esatto, la parte manufatturiera è importantissimo. Perché? Perché come è strutturato il sistema fiscale italiano, e lo sanno purtroppo tantissimi imprenditori che ci ascoltano, chi è ligio perfetto non rosica proprio, certo, quindi certo. Questo è deprecabile perché ammazza noi che dobbiamo pagare fino all'ultimo euro, indubbiamente ammazza tutti gli onesti, però ha consentito a molti di crescere anche anche ad alcuni che sono onesti comunque di avere delle entrate, per cui c'è una cosa che secondo me andrebbe studiata più approfonditamente che non con dei proclami alla befera, tanto è vero che adesso Monti addirittura dice vade Satana al redditometro e la cosa però mi fa... perché siamo in campagna elettorale, anche l'IMU è sbagliata adesso, quindi va rivista da parte di tutti, anche da quelli che l'hanno firmata e comunque perché veniva poi dal governo Berlusconi, però in qualche modo si è poi attivata sotto il governo Monti. Però per tornare un attimo al discorso dell'evasione fiscale, vanno fatti due conti, come diceva anche lei, nel senso che noi abbiamo
ed è un dato calcolato dalla Corte dei Conti, quindi non è che qualcuno se l'ha inventato dalla sera alla mattina, 120 miliardi di euro all'anno di mancato gettito per evasione fiscale, più almeno 60 per la corruzione, fanno 180, più altri 40 o 50 che vengono proprio dalla malavita organizzata. Tralasciamo questo, diciamo che siamo attorno ai 200 miliardi di mancato gettito all'anno. Miliardi. 200 miliardi all'anno di mancato gettito fiscale. Il reddito che non viene dichiarato è il 17% del PIL, quindi siamo attorno a 350-400 miliardi non dichiarati, quindi di imponibile che viene a mancare. E anche qui le dichiarazioni si susseguono, diciamo elezioni dopo elezioni, tutti vogliono fare la guerra all'evasione fiscale. Mi faccio la domanda, penso che nessuno sappia rispondere, se c'è stato mai in passato e anche oggi un governo o un partito che l'abbia fatta veramente. Probabilmente no, perché non è mai cambiato nulla in Italia. Se ancora oggi abbiamo questi livelli di evasione o di elusione e quindi di corruzione, non è mai cambiato nulla. Allora se pensiamo di recuperare un quarto, non i 3/4, un quarto, sono 50 miliardi all'anno, che è una manovra, una grossa manovra. 10 anni sono 500 miliardi. Il nostro debito è a poco più di 2.000, superato i 2.000. Saremmo 1.500, il nostro PIL è a 1.600 circa, saremo sotto al 100%, così come è, voglio dire, la Francia, così come è la Gran Bretagna, e staremo molto meglio. Allora, il nostro debito è un debito che è veramente così elevato e quindi lo spread che è partito prima che Berlusconi desse le dimissioni, eccetera, eccetera, è veramente legato al livello del nostro debito o è legato a una speculazione che si è mossa sul debito italiano e sull'Italia perché in quel momento era un paese su cui in effetti i grandi speculatori potevano, intervenendo, fare grandi guadagni? Allora, io ritengo che siamo più nella seconda fase, perché il debito era così 20 anni fa, poi è sceso attorno al 103-104% con gli ultimi governi Prodi e poi è risalito fino al 126%. Quindi con questo penso che nessuno di noi voglia dire che con attenzione non dobbiamo entrare nella spesa pubblica, assolutamente sì, perché come in un'azienda si deve tagliare dove è necessario tagliare, dove c'è spreco, dove c'è inefficienza, ma occorrerebbe anche forse investire moltissimo dove serve investire. Pensiamo solo alla cultura, pensiamo alla sanità, dove stiamo chiudendo ospedali che sono di eccellenza. Ma questo è un altro nodo cruciale. Questo è un dramma, è un dramma totale. Questo assolutamente. Volevo passare la parola perché... Una riflessione fatta anche da Fernando, secondo me è corretta. Abbiamo parlato di obiettivi nell'ambito della pubblica amministrazione, ma questo non è l'unico strumento per far performare meglio la pubblica amministrazione, probabilmente ce ne sono tanti. Io mi rilevo dalla parte dell'impresa e voglio stare dalla parte dell'impresa. No, perché uno dei problemi per l'impresa è la pubblica amministrazione. Assolutamente. Diciamo, è uno degli ostacoli. Qual è la grande differenza, per certi versi? Provo ad esprimerlo con un concetto. Non voglio parlare di onestà e di disonestà, ho grandi difficoltà a parlare, a sezionare così il mondo, probabilmente sono anch'io un po' onesto e un po' disonesto, in tante piccole parti. Però la cosa che differenzia l'impresa e l'imprenditore in tanti contesti è la responsabilità. L'imprenditore ha la responsabilità, in ogni caso, e di questa si carica in tutte le sue parti. Delle volte lo fa bene, delle volte lo fa male, però ha una responsabilità che è ben definita. Deve far star bene la propria impresa e in qualche maniera deve poter dare anche sfogo alle risorse che confluiscono nella propria impresa. Questa responsabilità fa una grande differenza. E se siamo così bravi a rendere, e qui tocco forse la parte politica e non lo dovrei fare, se siamo così bravi a rendere responsabili le famiglie e le imprese, perché non siamo così bravi a rendere responsabili i politici? Questa è una buona domanda. Esatto. Perché, ma siamo bravissimi nel caso delle imprese e nel caso delle famiglie. Esatto. Anzi, costruiamo un sistema esattamente molto elaborato per poterlo fare nel dettaglio. Fatto salvo che alcuni, soprattutto quelli che evadono, mi riaggancio al tema che Alessandro ha appena proposto, soprattutto gli evasori totali, quelli che non esistono di fatto in quel contesto, di fatto non sono conosciuti. Ecco, per noi il problema è che non sono conosciuti, ma i politici sì, lo sono. E perché non riusciamo a innescare questo sistema di responsabilità? Perché?
Ma innanzitutto bisogna distinguere i ruoli della politica. Mi pare di capire che nei ruoli dove c'è dove la gente sceglie direttamente e può controllare i politici, mi riferisco soprattutto ai sindaci, alle amministrazioni locali, è molto più semplice amministrare bene, o comunque la gente si rende conto di come vengono spesi i propri quattrini. Sì, io però la interrompo perché ho assistito proprio a un'intervista recentissima a un esponente del sindaco di Mira, insomma, vabbè, 5 Stelle, vabbè. Sì. Però un giovane, giovanissimo, venuto dal niente, che si è cimentato. E quello che mi ha colpito, a prescindere che possa essere bravo, non tre merito, però mi ha colpito, ho detto, abbiamo fatto un sacco di tagli e abbiamo scoperto che c'erano spese in eccesso di qua, di là, di su, di giù. Allora, lui è sindaco e sta facendo un lavoro di repulisti e di recupero. Bisogna vedere poi se, sì, no, ma se è tutto vero quello che dice. No, ma per carità, qualcosa ci deve essere. Cioè, anche i politici più vicini e scelti del popolo commettono degli errori, se no i comuni sarebbero tutti quanti virtuosi. Noi ci troviamo invece tanti comuni. Non facciamo menzione, per carità, non voglio toccare andiamo in altre parti d'Italia che sono un disastro. Parlando di responsabilità, allora, poiché ho fatto l'amministratore locale, io di professione faccio il medico, tanto per essere chiari. Poi un pezzo della mia vita l'ho dedicato, adesso un ruolo importante in politica, però ho fatto anche 10 anni di consigliere comunale, ho fatto in un comune importante come Padova, ho fatto 1 anno e mezzo l'assessore a Padova e comunque la macchina amministrativa bene o male la conosco. Dipende appunto dalla responsabilità delle persone e non solo, e nell'amministrazione locale comunque ti devi confrontare con i cittadini ed essere controllato, che è l'unico strumento che ti consente poi di fare bene o cercare di fare il meglio, è la cosa migliore che ci possa essere. I cittadini ti possono e ti controllano quando tu intervieni nella carne dei loro problemi. Allora, il problema nazionale qual è? È un po' diverso. Innanzitutto abbiamo una pletora di parlamentari e spesso innanzitutto che ormai da anni non scelgono i cittadini, cosa di una gravità enorme. Sì, ma la prima riforma che doveva essere fatta non è stata fatta. E che non rispondono, quindi cioè, a questo punto. Cittadini che scelgono i loro eletti e un numero di eletti deve essere la metà di quello che c'è adesso. Abbiamo 1000 parlamentari che non si capisce cosa fanno là. Spesso con gruppi e gruppuscoli di potere, ognuno che rappresenta delle cose spesso immonde. L'ultimo esempio, l'ultima finanziaria approvata in Parlamento, dove questo virtuoso governo Monti e questa virtuosa maggioranza che l'ha sostenuto, PD, PDL, UDC e FLI, fra le tante cose hanno messo dentro l'apertura di altre 1000 sale di videopoker. Da un lato abbiamo il ministro Balduzzi, collega, che dice che c'è una nuova malattia, si chiama la ludopatia, quindi quelli malati, e poi aprono 1000 sale di videopoker per rovinare chissà quante migliaia di famiglie, lo Stato italiano. Ora ditemi voi se questa gente che ha votato queste cose possiamo dire che sono persone etiche, tutti i parlamentari che l'hanno votato, l'Italia dei Valori ovviamente l'ha votato, ma al di là di questo, quindi questo è il problema fondamentale. Una tassazione minima, fra l'altro. Sì, tra l'altro la tassazione minima. Infatti stavo pensando alla questi qua, infatti c'è una specie di elusione è notevolissima. una cosa vergognosa, perché poi ci guadagnano i soliti noti, spesso poi società che hanno sede alle Cayman, piuttosto, basta leggere le cronache, non è il tema di questa cosa. Volevo tornare un po' a quello che diceva però l'avvocato prima, e ha detto una cosa molto importante che mi ha colpito: non è cambiando il tipo di contratto che tu crei lavoro. Perché ci hanno detto, e questo governo ci ha detto, noi eliminiamo l'articolo 18, togliamo tutte quelle pastoie burocratiche che ti impediscono di licenziare e noi avremo migliaia di nuove assunzioni, avremo gli investitori esteri che verranno in Italia. Tutto questo non solo non è successo, ma la crisi abbiamo visto dove è arrivata. Ed è vero quello che dice l'avvocato, che non è il problema proprio del tipo di contratto, non è che togliendo i diritti che crei qualcosa di positivo, al massimo crei qualche precario in più, qualche disperato in più, ma non crei ricchezza, non crei lavoro e dignità. Altra questione seria e importante che l'ha tirata fuori, mi pare, uno dei due interlocutori qua, sulla questione della finanza, no? Si investe più in finanza che non nella produzione. Ma faccio solo un esempio per dire dove ci sta portando questo governo, ma così la gente capisce anche. L'IMU che tutti stiamo pagando, ovviamente, come sapevamo prima c'era l'ICI, nell'ICI
tu potevi, cioè se avevi una famiglia e intestavi la casa al figlio piuttosto che alla moglie, era una forma di elusione comunque legalizzata, quindi potevi fare una famiglia poteva avere più prime case. Adesso uno non è più possibile, quindi tu paghi l'IMU solo per la prima casa. Se hai la sfortuna di avere, o la ricchezza, la fortuna, una seconda casa che è un'eredità, un investimento che hai fatto, eccetera, eccetera, sei praticamente rovinato. Questo che cosa? Non solo, le abitazioni sono state rivalutate del 60%. Quindi il mio appartamento con cui pagavo l'ICI prima, che era 100.000 euro e pagavo la percentuale, adesso lo pago su un valore arbitrariamente aumentato del 60%, lo pago su 160.000 euro. Okay. Questo cosa ha creato, questa piccola scherzetto? Ha creato che le vendite di immobili, le compravendite sono calate del 20%. I mutui quest'anno sono calati del 40%. Gli ultimi dati sono il 50%. E chi oggi doveva investire per acquistare quindi quando tu acquisti un appartamento poi significa che prendi l'idraulico, lo ristrutturi, fai tutte le cose. Questo ha creato un blocco di tutto questo indotto di piccolissime medie imprese, con una crisi che ormai sta strangolando tutti, con gente disperata. Se io che sono un professionista e che mi potrei permettere di comprarmi un appartamento oggi, che cosa scelgo? Di comprarmi una seconda o una terza casa, che non so che farmi a un certo punto, oppure scelgo di andare a parlare con il mio direttore di banca e capire come posso guadagnare meglio con i miei 100.000 euro? Allora, quindi hanno spostato praticamente i risparmi di quella classe medio-alta dei cittadini italiani, delle famiglie italiane e degli imprenditori, che piuttosto che investire ci pensano 100 volte, su una cosa molto più semplice, che sono i giochetti in borsa più altri tipi di cose. Allora, per rimettere in circolazione determinate faccio solo un esempio: stamattina ero con mia moglie in giro stranamente eravamo assieme una mezz'oretta, che mi ha accompagnato a prendere l'auto che avevo dal meccanico, e mi diceva: ma guarda qua a Padova, stanno chiudendo tutti i negozi, aumentano solo gli sportelli delle banche. Ecco, questo mi pare che sia un dato molto chiaro di quello che sta succedendo in Italia. Perfetto, torniamo su questi argomenti perché sono di grande importanza, perché qui veniamo al nodo cruciale della situazione, perché se fino adesso si è perseguito un certo tipo di intento, poca parola hanno, se questo dovesse continuare, poi staremo a vedere i giochi come vengono fatti, poca parola possono avere le piccole e medie imprese, per cui altro che governo per le piccole e medie imprese. E quindi qui c'è l'intento deliberato di portarle verso altri versanti. E allora che cosa fare? Quali possono essere le strategie di sopravvivenza? La risposta tra poco, dopo la pubblicità. Se ce la fa. Allora, voglio partire da lei, perché a lei devo dare anche la parola, provocatoriamente, perché ne abbiamo parlato tra l'altro con il direttore di Unioncamere del Veneto, che però ha fatto delle ricerche a livello nazionale, internazionale, eccetera, e parto da lei, più che altro, più che per la sua competenza come avvocato, per la sua provenienza, perché lei viene da Roma, per cui può interessarci anche lo studio che lei conduce relativamente al territorio. Può essere anche una forma di federalismo, e qui mi riallaccio anche al discorso della sanità, gli ospedali che vengono chiusi, eccetera. Una possibile soluzione per salvare questo microcosmo di imprese, perché di fatto, inutile nasconderlo, veramente la realtà veneta è diversa da quella piemontese, è diversa da quella siciliana, è inutile negarcelo, come anche da quella calabrese. Se vogliamo parlare del pubblico, lei l'ha affrontato benissimo, delle assunzioni o non assunzioni, del meccanismi dell'impresa, della tassazione. Ed era interessante questo studio che è stato pubblicato peraltro anche sui media, sui giornali nazionali, fatto da Unioncamere, che portava alla luce delle dinamiche molto interessanti, in modo apolitico, per carità, ma molto tecnico ed economico. Lei cosa ne dice? Sentendo anche quel che succede a Roma, poi a Roma ci sentono anche, per cui possono anche per comprendere. Certo, guardi, il tema del federalismo è un tema interessantissimo. Il problema è che è interessante e necessita di essere affrontato seriamente. Allora, il federalismo
è un tipo di amministrazione statale, nel senso che il federalismo non è la soluzione dei possibili mali di uno Stato. Esistono Stati centralisti che vengono amministrati benissimo e Stati centralisti che vengono amministrati malissimo, così come esistono Stati federalisti, anche qui vicino a noi la Francia è centralista, la Germania è il massimo del federalismo. E va benino. Poi fra l'altro federalismo è proprio inappropriato, perché federalismo si ha quando entità preesistenti si unificano in una nuova entità rinunciando a una parte della sovranità, quindi da noi non si potrebbe proprio parlare di federalismo. Ma a parte questo, allora, da noi non si potrebbe. Noi siamo uno Stato unitario che decentra, vuol dire che trasferisce la responsabilità, trasferisce il potere dal centro alle autonomie, quindi si tratta di decentramento amministrativo, non si tratta di federalismo. Vabbè, a prescindere da questa che potrebbe sembrare una sottigliezza terminologica, ma non lo è. Il problema non è il federalismo in sé, cioè non dobbiamo pensare che attuando rapidamente, io in questi giorni sento dire delle cose aberranti, tipo il discorso che, vabbè, non voglio citare forze politiche, però sentir parlare che dalla regione vogliamo fare in modo che il 75% delle tasse rimanga in una nuova macro regione settentrionale, quando invece sappiamo benissimo che l'articolo 117, secondo comma della Costituzione, attribuisce tutta la materia tributaria alla competenza esclusiva dello Stato, mi sembra un'assurdità, mi sembra proprio demagogia allo stato puro. Però ecco, ricollego la sua domanda proprio al tema delle piccole e medie imprese. Allora, perché dicevo che il tema del federalismo deve essere affrontato seriamente? Perché noi con la legge costituzionale 3/2001 siamo andati verso il federalismo con la riforma del titolo V della Costituzione, decentramento con la riforma del titolo V della Costituzione. Adesso, a distanza di 12 anni, ci troviamo una serie di problemi impressionanti. Adesso ne citerò due per fare un esempio, cerco di essere rapido il più possibile, però ecco, necessita di un po' di tempo. Allora, il federalismo che è stato fatto in Italia, con evidenti forzature evidentemente da parte di esponenti politici che tendevano, diciamo, a portare a casa il federalismo quasi fosse una bandiera politica da conquistare, presenta tutta una serie di problemi. Perché? Perché attualmente che cosa succede? Noi abbiamo l'articolo 117 che ripartisce le competenze fra Stato, legislazione concorrente, che sarebbe Stato-Regioni, lo Stato detta la cornice entro la quale le regioni legiferano, e poi legislazione esclusiva delle regioni. Noi abbiamo una situazione nella quale attualmente non si sa bene chi debba fare che cosa. Le faccio un esempio che riguarda proprio le piccole e medie imprese, che è il tema che stiamo trattando adesso. Se lo faccia anche i nostri interlocutori, sì, così allora, magari possono anche intervenire. La materia che dovrebbe interessare anche il dibattito di questa sera, cioè la politica economica, che sarebbe la materia del sostegno e lo sviluppo del sistema produttivo. Allora, attualmente chi ha la competenza in questa materia? Sembrerebbe quasi una delle materie più importanti, la politica economica dello Stato, ma di chi è la competenza? E che attualmente non è ricompresa fra una delle tre materie, legislazione esclusiva dello Stato, concorrente o competente. Questo vuol dire che è ripartito in una miriade di rivoli differenti. Vi faccio un esempio. La moneta, la concorrenza, le politiche tributarie e fiscali spettano allo Stato, il sostegno all'innovazione, al sistema produttivo spetta alla legislazione concorrente, l'energia spetta alla legislazione concorrente, i procedimenti amministrativi spettano alle regioni in modo esclusivo per quanto di loro competenza. Quindi c'è tutta una bella... Vuol dire che da 10 anni siamo bloccati per quanto riguarda la politica economica in questo Stato. Vi faccio un esempio. Prima del referendum sul nucleare, per esempio, i cittadini si espressero chiaramente nel senso di non volerlo, però vi ricordate che c'era stato il problema che lo Stato aveva individuato i siti dove localizzare le nuove centrali nucleari e le regioni avevano impugnato, la regione Puglia in particolare, e avevano vinto, perché ormai non c'è chiarezza, cioè in Italia non si sa chi deve fare cosa. Allora il problema qual è? Che adesso sta diventando uno dei temi di questa campagna elettorale. C'è chi parla praticamente di riformare nuovamente e drasticamente il titolo V della Costituzione. Lo stesso governo Monti lo ha calendarizzato. Però per una forma di accentramento spinto, cioè la riforma del titolo V. Si parla di controriforma del titolo V, ma noi non possiamo oscillare da centralismo a regionalismo. Adesso si parla di regionalismo perché la materia coordinamento di finanza pubblica, mi ricollego un attimo al
discorso che faceva lei, i tagli, noi facciamo tagli lineari, ma non potremmo fare diversamente. Il ministro Giardia, che si è preso l'incarico di fare la spending review che non è stata attuata, aveva avuto questo incarico già 20 anni fa, quando la finanza era derivata, c'era lo Stato a decidere come spendere. Sì. Adesso che noi abbiamo un sistema di finanza decentrata, vale a dire sono le regioni che decidono come spendere, lo Stato può dire soltanto riducete del 20%, non esiste un'alternativa ai tagli lineari e ogni volta la Corte Costituzionale si è pronunciata lo scorso maggio, lo Stato non può dire alle regioni devi spendere così, 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 può dire riduci del 20%, riduci del 10%. Ed è questa la ragione per cui si sta tornando a una controriforma. Si sta pensando di ritornare come si è pensato. Cioè, tu hai perfettamente ragione, ma nel momento in cui io regione ricevo da te Stato questa imposizione di ridurre del 20% non lo devo fare linearmente, lo posso fare con intelligenza. Cioè, lo posso fare con intelligenza, ma nella tua discrezionalità, perché poi abbiamo i consigli però regionali che decidono di tagliare la sanità e mantengono gli sprechi. Però voglio dire, è il sistema creato dalla riforma del Titolo V. Assolutamente. Concludo velocemente. Adesso però c'è sempre dietro il problema politico, insomma, adesso no? si Perché parla anche a livello di ritornare regionale a una sorta di centralismo attraverso, cioè riportando certe competenze allo Stato. Non è oscillando da un estremo all'altro che si risolvono i problemi, anzi si complicano. Noi abbiamo avuto una gestazione, 12 anni di riforma del Titolo V, che adesso richiederebbe semplicemente una manutenzione, cioè bisognerebbe capire chi deve fare cosa e risolvere tutti i problemi. Qui rischiamo che adesso ci mettano mano frettolosamente, in maniera frettolosamente di nuovo e rimaniamo con una paralisi istituzionale di altri 10 anni. La riforma del Titolo V, cioè l'assetto istituzionale dello Stato, richiederebbe semplicemente di una manutenzione, però diceva un famoso Longanisi, l'Italia alle manutenzioni preferisce le inaugurazioni, soprattutto adesso in campagna elettorale perché tutti in pompa magna. Comunque quello che pronti. tu dicevi, Fernando, è abbastanza tipico del sistema politico italiano, nel senso che rispetto ad una Francia che ha uno Stato fortissimo dove si alternano comunque anche lì governi di centrodestra e governi di centrosinistra, c'è una manutenzione continua di quelle che sono le misure adottate dal governo precedente. Da noi invece no, da noi si fa una riforma, chi viene la affossa e ne rifà un'altra, quindi si riparte sempre da capo e questo è un dramma. Assolutamente è un dramma, perché è indice di quella mancanza dell'interesse assolutamente sì, ma noi prima. non siamo un paese che ha senso civico. Io quando ero bambino a me insegnavano l'educazione civica a scuola, che era qualcosa di molto importante. Oggi se gli andiamo ad insegnare questo probabilmente ci ridono in faccia, insomma. E questo è qualcosa che ci manca moltissimo, però a me piacerebbe tornare al discorso delle PMI e dai problemi delle PMI. No, ma analizzando determinati problemi che stanno anche quelli che diceva lei esogeno e endogeno, perché ci sono problemi insomma, seri a entrambe le parti. Ma forse siamo sempre poi sullo stesso tema, perché qui si dibatte, il tema infatti è quello, stiamo perché sulla poi responsabilità. Io vorrei veramente una volta, e invito anche tutti i telespettatori in questo senso, a partecipare a qualche incontro di imprenditori che fanno reti di impresa e lì si potrebbe vedere l'espressione della responsabilità. In questi casi ci sono persone che mettono in gioco la loro professionalità, quella delle loro imprese, la condividono e cercano di fare qualcosa di meglio per tutti. Allora il sistema della responsabilità salta tutti questi temi. Non parliamo più di politica, mettiamo via questa parola e parliamo di responsabilità. Non ci sono partiti politici, ma partiti di responsabilità. Prendiamo l'esempio delle imprese, scusate se depongo così a favore delle imprese e anche di quelle sorte di aggregazioni che chiamo imprese e che sono le famiglie, che comunque hanno un bilancio, che comunque devono essere responsabili su questo bilancio e lo devono chiudere in pareggio. Assolutamente. Allora, se questo è un concetto concreto e probabilmente è un fatto, perché le parole non sono concrete, ma i fatti sì, allora riprendiamo questi modelli, portiamoceli a casa, e sono quelli delle imprese e quelli delle famiglie, e cerchiamo in questo senso di estenderli al resto della struttura, che probabilmente ha perso questa sensibilità. E probabilmente tutto parte dalle riflessioni di Alessandro sulla educazione civica che è in ognuno di noi e che dovrebbe in qualche maniera manifestarsi attraverso dei fatti. Assolutamente, no, però il fatto è che siccome deve emergere ed è emerso qualche idea concreta da proporre per
per cambiare qualche cosa. Se l'idea parte, un autoproposito di, per esempio, perché no, le reti di impresa, quindi cercare di mutuarlo dove queste non sono possibili, però anche una cosa importante che si ristrutturi una pubblica amministrazione, che si passi o non si passi a federalismo, adesso io l'ho buttata là come buttata perché alcuni provocano questo, quello che può essere una soluzione. Ecco, esatto. Cioè una soluzione anche da questo punto serve, perché altrimenti le tasse per le imprese, che sono uno dei problemi, per carità, non voglio prendere quello che è l'oggetto della campagna elettorale, però è inutile dirlo, gli imprenditori sono vessati. Realisticamente, perché ci hanno chiamato più volte, ci hanno fatto i conti, è più del 55%, cioè chi le paga proprio tutte, è molto più del 55%, non è vero il 55%, che è paradosso, cioè o si risolve un problema a monte e si può andare a sgravare da un'altra parte, se no è una presa in giro sostanzialmente, per cui ci vuole una proposta concreta che sia fatta a livello monte, quindi senti, datti questo tipo di regola, farci capire che la buona volontà ce l'hai, e per noi è importante questo, perché? Perché gli studi condotti da voi che siete esperti in materia ci dicono che può essere efficace. Un'altra idea per voi imprenditori è questa: bisogna che ve ne facciate una ragione. Possono essere due spunti, cioè, dico banalizzo, però forse può essere questo. Tutte le volte che il governo, specialmente questo ultimo, ma anche quello precedente, ha parlato di misure a favore delle imprese, ha detto alcune cose e poi non ha mai fatto infatti lo nulla. vediamo quali sono state. O comunque se andiamo a misurarle di nuovo, scusate se io forse perché sono ingegnere, quindi con i numeri mi ci trovo, insomma, no, ma l'ultimo intervento del governo Monti è sulla produttività, no? Quindi a cui ha dato circa 2 miliardi più o meno da suddividere in 3 anni. Intanto 2 miliardi non sono nulla. Seconda cosa, noi pensiamo che il nostro sistema paese industriale, dove il 99,9% sono PMI, si risollevi dando 2 miliardi sulla produttività, che poi se andiamo dentro a vedere, c'era uno studio del Sole 24 Ore anche fatto molto bene, nel momento in cui la produttività agisce sui contratti che non sono più centralizzati ma vengono portati sull'impresa e quindi vengono dati dei bonus ai lavoratori per il raggiungimento di certi obiettivi, il massimo che può raggiungere un'impresa all'interno della quale lavorano impiegati ed operai che si sono impegnati per raggiungere certi obiettivi, alla fine dell'anno può arrivare ad avere in busta paga circa un premio di 500 euro netti all'anno, che sono 40 euro netti al mese in quell'impresa che ha raggiunto i risultati e al massimo. Allora noi riteniamo che dando 40 euro netti al mese ad un lavoratore che si è impegnato abbiamo risolto i problemi della produttività. Cioè, mi sa che veramente chi sta al governo dovremmo fare come facevano i giapponesi quando negli anni 70-80 sono cresciuti, e un manager, prima di metterlo a fare il manager, lo facevano lavorare 10 anni in fabbrica. Questi signori che sono al governo dovrebbero stare 10 anni in fabbrica a fare gli operai, gli impiegati, a vedere il ciclo produttivo, e poi forse certe idiozie non le direbbero. Perché non si può risolvere il problema con 40 euro, ma a quanti? All'1% dei lavoratori, e gli altri 99%? Cosa fanno? Non sono chiari Così gli ordini noi di abbiamo grandezza. risolto la produttività che abbiamo perso negli ultimi 10 anni rispetto alla Germania e agli altri paesi, e con questo provvedimento noi abbiamo riguadagnato la produttività. Abbiamo dei governi che continuano a buttare fumo negli occhi, e abbiamo purtroppo anche dei mass media che esaltano questo fumo negli occhi, per cui la gente dice: è un governo che sta facendo bene. Ma allora torniamo, andiamo in pubblicità anche su. Non si può andare avanti così. Ma allora torniamo. E ci sono le misure che si potrebbero prendere. Benissimo, benissimo. Pipitone, però vede anche lei che torniamo sulla questione della politica. Non parliamo di politica, però quanto di responsabilità c'è? Ma la politica perché? Perché la politica poi politica, è no, decisionale. chi governa, non voglio, chi governa, io dico sempre, esatto, cioè, la perché politica non è politica, esatto, è il luogo è decisionale, ma è così. Io faccio l'esempio del Veneto perché è vero quello che diceva prima l'avvocato sulla questione delle leggi. Noi abbiamo fatto alcune leggi e alcune sono state impugnate a livello nazionale dal ministro piuttosto che... E quindi è evidente che c'è poca chiarezza anche quando tu vai a fare delle norme. Per quanto riguarda le imprese, io posso dire come partito cosa abbiamo fatto. Sicuramente abbiamo fatto una proposta di legge che andrà in discussione a breve per cercare di impedire la delocalizzazione di tante imprese, quindi cercando di disincentivare la delocalizzazione, intervenendo per esempio sul fatto che chi ha avuto contributi regionali
deve ritornare indietro, per esempio che blocchiamo il sito per quanto riguarda la destinazione d'uso, quindi spesso le fabbriche vengono spostate all'estero e i siti di produzione diventano megacentri commerciali piuttosto che altri siti di interesse. Cioè, alcune norme che tendono ad aiutare chi vuole lavorare e investire in Veneto, perché parliamo del Veneto ovviamente, e disincentivare chi vuole andare oppure se vai fuori bisognerebbe fare quindi questo ma più che bloccare chi vuole andare fuori, disincentivare, bisogna creare l'appeal per stare qua, perché se io non a restare qui, esatto, perché se tu mi dai la botta sulla mano, se prendo la marmellata, mostrami la Nutella, una serie di sostegni e di aiuti appunto per garantire il lavoro qua. Noi abbiamo avuto una grande impresa che è la Benetton, che stava a Treviso fino a qualche anno fa, che adesso è in giro per tutto il mondo. Per carità, scelta legittima, ma il danno economico che, faccio l'esempio della Benetton come tante altre aziende, che ha creato non solo nei lavoratori di quell'azienda, che ovviamente non ci sono più, e nell'indotto è enorme. Poi abbiamo visto che i Benetton gestiscono dei monopoli dello Stato, le autostrade eccetera. Ecco, se facciamo una piccola norma che può impedire queste cose, già ci aiuta per esempio a impedire, cioè tu non puoi... Diciamo che dovrebbe essere fatta a livello europeo, almeno. È una cosa europea, ma anche l'Italia la può fare. La questione è questa, al nostro avviso, l'Italia può fare una norma... Sì, no, c'è di mezzo la libertà di impresa, diventa qualcosa di... Io non è che non sia d'accordo, solo dicendo che è critico, però, insomma, il problema è che ci sono, come al solito, sempre certi interessi di certe lobby, sempre i soliti, perché andiamo a vedere poi i grandi manager di Stato, le grandi imprese, sono sempre le stesse, da 20 anni a questa parte, e anche di più. E allora... O che c'è qualcuno che riesce a distruggere questo meccanismo, e faccio anche qua un piccolo esempio, non per portare acqua al mulino dell'Italia dei Valori, ma perché siamo un partito che su questo tema vuole dire la nostra e quando ha potuto l'ha detta. Quando Di Pietro era ministro dei lavori pubblici nel ultimo governo Prodi, e il passante di Mestre era bloccato, va bene, Di Pietro cosa ha fatto? Governatore Galan, Di Pietro ha preso i soldi da un'opera inutile che era una tranvia che dovevano fare a Cosenza, ha preso i soldi da quell'opera, l'ha portato sul passante di Mestre e ha consentito di portare a termine il passante di Mestre. Non solo, poi ha creato una società che si chiama CAV, Consorzio Autovie Venete, che noi vediamo quando entriamo nel passante di Mestre, che gestisce il pezzo di autostrada da Padova fino alla fine del passante di Mestre, 50% ANAS e 50% Regione Veneto. Tutti gli introiti derivati da questa società devono essere investiti obbligatoriamente in Regione Veneto per infrastrutture. Allora, quindi quando la politica vuole, può fare federalismo, può fare buona autonomia e può creare ricchezza e imprenditoria positiva. Allora, quindi è questo che lo deve fare. Quindi bisogna portare anche all'interno di alcuni meccanismi politici persone responsabili, capaci, che si confrontano, perché anch'io sono d'accordo, e lo dico da medio, c'è gente che parla di sanità e non sa di cosa parla. Cioè noi adesso in Regione Veneto, con i tagli che ci ha fatto questo governo, ci saranno delle situazioni drammatiche per tante famiglie, non avranno più gli assegni di cura, non avranno più tutto, e il nostro Stato, l'Italia, spende il 7% del PIL sul sistema sociosanitario, l'investimento più basso di tutte le regioni europee, di tutti gli Stati europei, quindi non è che spendiamo di più, spendiamo di meno e tagliamo sempre là. Assolutamente. Sì, ma infatti quello che è una cosa dici, folle. Deve esserci la possibilità di retroazione, perché se esiste il sistema della responsabilità deve esserci anche la possibilità, in quota parte, di poter mettere in evidenza il fatto che se non viene assolta la responsabilità ci sia l'allontanamento. Ma non c'è dubbio. Esatto. Perché non può andare avanti in questa maniera. E allora a questo punto diventa che una delle proposte è la grande responsabilità che hanno i cittadini nello scegliere. Scusami, purtroppo io uso questa parola allontanamento per non usarne altre. Quello che dice il dottor Di Marco, infatti io sono convinto che se tu fai l'assessore e porti in default tuo assessorato, non risolvi i problemi eccetera, tu non puoi più fare politica per almeno 10 anni. Ma questo è proprio un altro classico di noi italiani, che noi vogliamo ottenere tante cose, ma poi i provvedimenti che ci consentono di ottenerli non li attuiamo mai. Certo.
Questo è Ma un altro problema. chi non ha ottenuto il pareggio di Cioè, c'è bilancio, qualcuno perché che deve dice, continuare? non deve più andare via. Esatto. È un'esclusione automatica. Ma non Per c'è quale dubbio. motivo? Io imprenditore, se non ottengo l'utile per la mia azienda e quindi non ho le risorse per poter pagare i miei imprenditori, ho a disposizione pochissimi anni e gli anni che ho a disposizione dipendono semplicemente dalla mia capacità finanziaria nel rimettere altro denaro all'interno dell'azienda, ed è finita qui. Perché nessun altro, voi lo sapete, quando l'azienda è in difficoltà, presta i soldi a un'azienda in difficoltà. Quindi dipende solo dalla responsabilità dell'imprenditore. E se trova una disponibilità, attenzione, la trova nei lavoratori, non nel sistema. Lo stiamo vedendo in tante aziende l'ultima l'ORV dell'Alta Padovana, 350 dipendenti che fanno, è un ovattificio, fanno come si chiama? Una sostanza particolare per le imbottiture di aerei, isolanti, eccetera. 350 lavoratori in mezzo a una strada da un giorno all'altro, e l'unica responsabilità che ho visto, perché sto seguendo la questione direttamente, è quella dei lavoratori, che sono i primi che sono disposti a rinunciare allo stipendio, a fare i turni delle casse integrazione, a fare di tutto pur di continuare non solo a lavorare loro, ma a creare ricchezza per il territorio. Questo è strategico. Bisogna riflettere su questi aspetti, perché non sono di poca importanza, anzi possono essere una delle chiavi di volta, però purché non siano utopistici, perché parlarne e poi non riuscire a realizzarli è altrettanto triste. Pubblicità, poi torniamo di nuovo insieme. Che per 20 anni. Allora, siamo ritornati. Avvocato, volevo chiedere un po' a lei. C'è una grande responsabilità in capo a chi governa, l'abbiamo capito, quindi anche se non è conseguenziale, adesso che sarà un momento tra un mese decisivo per il voto, una grande responsabilità in capo agli elettori nello scegliere chi può sembrare dai programmi, e dopo però sperare a fidarsi a buon Dio. Sì, ma infatti mi ricollego a quello che diceva prima, che dovrebbero essere i cittadini a imparare a scegliere in maniera più consapevole la classe dirigente da cui farsi rappresentare. Però bisogna avere tanta informazione, bisogna avere tanta informazione, perché non tutti hanno gli strumenti, e lo può sapere bene, non tutti hanno gli strumenti per capire e vedere tra le righe che cosa si promette. Dell'italiano è che a parole ricordare vuole la migliore classe dirigente, però poi quando va a votare non sempre premia il merito, e qui vabbè non vorrei entrare in polemica, però io l'altro giorno, adesso a proposito del fatto della classe dirigente, ho sentito qualche giorno fa un notissimo esponente, uno dei più importanti, non farò nomi chiaramente, uno dei più importanti esponenti di un partito politico italiano, che faceva questa proposta: appena dovessimo andare al governo regionale o nazionale, faremo subito una legge che chiameremo appalti a chilometro zero, in modo che le imprese di Bergamo possano avere tutti gli appalti di Bergamo. Cioè, ma chi vogliamo prendere in giro? Ma noi facciamo parte dell'Unione Europea, cioè il trattato istitutivo dell'Unione Europea, l'articolo 88, ma anche in tanti altri articoli, proprio il principio basilare è la tutela della concorrenza. Non a caso abbiamo recepito la direttiva appalti con il codice degli appalti pubblici qui in Italia nel 2006, che prevede che tutti gli affidamenti di gare debbano essere, proprio per questioni di efficienza, efficacia, trasparenza, economicità e correttezza, debbano essere messi a gara. Abbiamo visto quello del trasporto pubblico, dei treni. Ma tutto, ma come possiamo ancora cercare di pescare voti e purtroppo pescarne anche? Vede, però allora con torniamo al discorso promesse che ho detto io. Allora, ci vuole, per risolvere uno dei nodi cruciali, perché per i piccoli e medi imprenditori uno dei problemi abbiamo visto che sta molto a monte, perché è quello il decisore. Se la gente non ha gli strumenti di conoscenza, perché lei lo dice con cognizione di causa, lei dice c'è una legislazione, quanti lo sanno? Io vorrei interpellare però c'è anche una classe politica che reitera errori da 20 anni, voglio dire, non bisogna essere quanta ignoranza c'è anche giuristi. Nella classe politica. Vabbè, ma allora mi verrebbe con cattiveria da dire che ognuno ha la classe che si merita, ma non riferito all'ignoranza, al fatto che chi vede reiterare errori per 20 anni forse dovrebbe iniziare un pochettino ad aprire gli occhi. Poi se non c'è alternativa, allora facciamocene una ragione. Se non c'è alternativa, nel senso che gli italiani non riescono a comprendere, concetti, ma non si tratta di cose eccessivamente tecniche. Uno in un'altra nazione vede che una certa classe politica sbaglia. Io non dico che bisogna arrivare agli esempi inglesi, che copi una tesi di laurea per esempio, e abbandoni la politica per sempre, però ci sono anche delle vie di mezzo fra quello e quello che accade da noi.
Riguardo, infine, finora abbiamo parlato riguardo alle piccole e medie imprese, uno dei problemi fondamentali abbiamo detto la lotta alla burocrazia, cerchiamo di quantificarlo. Allora, così ci ricolleghiamo anche al discorso giustissimo che faceva Lelli sull'evasione fiscale, che sottrae o sottrarrebbe 120 miliardi di euro. Però c'è anche un dato da cui partire. Tra i problemi sì, c'è la burocrazia eccessiva. Allora, alle piccole e medie imprese italiane, la burocrazia italiana costa 27 circa, euro più euro meno, 27 miliardi di euro l'anno, che è spalmato sulle piccole e medie imprese, sono circa 6.000 euro a piccola e media impresa. 6.000 euro, cioè 6.000 euro è una cifra rilevante, lo sapete bene, una piccola e media impresa, non parliamo di grosse imprese, una piccola e media impresa con 6.000 euro ci fa studiare i figli, cioè se ogni anno lo Stato sottrae, fa partire queste piccole e medie imprese da meno 6.000 euro, ma io immagino ma anche di più, io so anche di più, perché, sì, mediamente, perché è un dipendente fisso assunto per assolvere, quindi anche tempo, certo, eccetera. Certo, quindi ma io parlo solo di soldi per poter adempiere. Mediamente ci vogliono 285 ore per poter assolvere a questi adempimenti burocratici, ore che potrebbero essere utilizzate in maniera sicuramente più produttiva. Quindi io penso che in Italia bisogna iniziare seriamente ad affrontare i problemi, però bisogna capire le cause, perché adesso tutti a parlare di riforma, di lotta all'evasione fiscale, giustissima, io sono d'accordissimo. Però prima bisognerebbe mettere tutti gli imprenditori in condizione di pagare le tasse. Una volta che tutti gli imprenditori sono messi in condizione di pagare le tasse, allora io sarei pure per inasprire le pene come avviene nelle altre nazioni. Poi volevo aprire una piccola parentesi riguardo... Quindi uno degli aspetti che quindi emerge chiaramente, oltre una riforma di sé, è io quello sarei di... severissimo contro l'evasione fiscale, però dopo aver messo gli imprenditori nelle condizioni di poterle pagare le tasse. A questo punto se tocchiamo l'IRAP o qualcos'altro, però... Ma perché nelle altre nazioni mi deve arrivare un modello prestampato dove mi dice tu dovresti pagare queste tasse, faccio clic e pago le tasse? Perché qua in Italia ci devo spendere migliaia di euro per pagare queste tasse? Avvocato, lei mi dice abbattimento delle tasse per l'impresa oppure per favorire tasse sul costo del lavoro? Il cuneo fiscale sarebbe un altro argomento importantissimo. Mi ricordo quando lo affrontò Prodi, che tutti ridevano, sembrava che parlasse di cose totalmente aliene, e il cuneo fiscale sarebbe un'altra riforma che ma andrebbe guarda che se tu vai a chiedere ai 1000 parlamentari cos'è il cuneo fiscale, probabilmente solo 10 ti dicono esattamente cos'è. Ma è questo il problema, non possiamo pensare di perché migliorare la probabilmente situazione finché non seguiamo. C'è un'ignoranza pazzesca. Un'idea molto chiara e dura, a sangue lo conosco. Perfettamente, ho fatto il piano, vi posso assicurare, ho fatto il piano di incentivazione per quest'anno e il problema è stato il cuneo fiscale, fondamentalmente questo. Abbiamo fatto un aumento medio ai nostri dipendenti di 150 euro netti e il problema si è rivolto, importante, non sono tutti ragazzi. Nel dubbio che non ci sia qualcuno giustamente che magari non ha questo è un tema che devo lasciare a Fernando. Spieghiamo, è molto semplice, anche per chi magari è un dipendente. Il cuneo fiscale che cos'è? È tutta quella componente di tasse che ha rispetto alla componente netta che arriva al lavoratore. Cioè la busta paga, alla fine avrebbe una bella cifra alta. Alla fine voi trovate di fatto un totale che vi è direttamente bonificato sul conto corrente, che è un certo valore, circa la metà, tutto il resto è devoluto, in questo caso tassato e devoluto alle tasse che sono dello Stato, delle regioni, piuttosto che degli altri interlocutori, l'INPS, tutto il resto è un lavoratore praticamente costa il doppio di quello che prende. 2,2, esatto, a un'azienda circa 2,2, voi prendete 1.100 euro, 1.200 euro, 1.500 euro, l'imprenditore paga 3.200, 3.300, 3.000. Diciamo che una parte di quella sono le trattenute IRPEF che sono del lavoratore, quindi perché è sostituto di imposta, quindi dobbiamo dividerle in due parti chiaramente. Però vogliamo fare i tecnici, sono d'accordo Alessandro, e sicuramente... No, perché una volta, voglio dire, quando ognuno si pagava le proprie tasse, quella non era dentro al costo globale dell'azienda, nel senso che uno lo riceveva, no? Però oggi è l'azienda che dà quindi tutto il costo, però è chiaro che insomma il cuneo fiscale è fondamentale. C'è chi propone di abolire il sostituto d'imposta, ne parlammo una volta, anche perché sono altri adempimenti che lo Stato fa gratuitamente, cioè il datore di lavoro fa gratuitamente, deve pagare un commercialista per fare le vici dello Stato, cioè percepire per trasferire la parte del lavoratore. Accennare Prego, scusami Fernando, mi sembra però interessante questo aspetto, perché oggi
tutta l'attività che sta facendo l'imprenditore, guardate, è basata su uno strumento che Alessandro conosce benissimo, ha insegnato tutta la vita, diciamo, questo sorta di strumento, che è il budget. Oggi però non stiamo più facendo il budget dei ricavi, ma stiamo facendo il budget dei costi. Capite che sta diventando... no, non puoi più ipotizzare quanto... non so, facciamo una presunzione di impossibile, a parte che porta sfortuna nera ormai, perché ogni volta succede... Ma invece ci dobbiamo esercitare a fare il budget dei ricavi e continuare a lavorare su questa dinamica qui, perché il budget dei costi è una cosa certa, ma non può essere il motivo principale delle nostre attività. Ma perché non è più possibile? Perché c'è una forma di realistico pessimismo. Esattamente. Questo ovviamente è dato da tutte queste condizioni a contorno di cui abbiamo parlato adesso. Se dobbiamo però oggi fermarci e riflettere, forse dovremmo dare una prospettiva a questo budget dei ricavi, che vuol dire fondamentalmente, riportato dall'impresa allo Stato, parlare del PIL, non parlare della spesa, parlare del PIL. Parlare di come far crescere il PIL, che sono le riflessioni che abbiamo fatto all'inizio. Se siamo fondamentalmente votati alla crescita del PIL, allora questo ci permetterebbe probabilmente di stare in determinate condizioni. Valgono anche le forme, come giustamente diceva Pipitone, di disincentivare certe attività, ma fondamentalmente, lei dottoressa ha fatto un ottimo appunto, se da una parte disincentiviamo le uscite, ma favoriamo a restare all'interno della regione, in questo caso il Veneto ha una tradizione, se non altro per tutti gli immigrati e immigrati che ha avuto negli anni, nei decenni precedenti, ormai li abbiamo dappertutto, a Fondi, Latina, ci sono famiglie venete che hanno di fatto, diciamo, bonificato tutta la zona. Siamo abituati a lavorare. In gran parte delle regioni ci sono lavoratori abituati a lavorare. Ora, se abbiamo questa possibilità, cerchiamo di ragionare sulla parte dei ricavi. Facciamo il budget dei ricavi, facciamo il budget del PIL. Proviamo a fare questo approccio. Fino adesso tutto l'approccio del budget della spesa non ha dato nessun tipo di risultato, anzi ha deprecato per quanto possibile purtroppo tutte le opportunità. Proviamo a ragionare sui ricavi, proviamo a ragionare sul PIL. Questo vale per tutti, penso, ad oggi. Certo, avvocato, che stava dicendo? No, io volevo aprire un'altra brevissima parentesi, però vorrei sapere proprio cosa ne pensate voi, su una cosa che ho letto qualche giorno fa. Siccome si parla tanto, il problema per le piccole e medie imprese è il credit crunch, la stretta creditizia. E io, anche sentendo i mezzi di informazione, mi ero fatto l'idea che comunque le banche non dessero più denaro sia alle piccole e medie imprese che alla famiglia. Invece ho letto uno studio proprio dalla CGIA di Mestre. Adesso parlava di 1.400 miliardi nel 2011, però non riferito soltanto ad un arco temporale. Adesso non ricordo a che arco temporale fosse riferito, però comunque si parlava di una cifra molto consistente. Il dato però che emergeva da questo studio è che, e forse qui si apre un altro grosso problema dell'economia italiana, che è il conflitto di interesse a tutti i livelli. Non parlo solo del noto conflitto di interesse di cui si parla sempre, ma proprio del grossissimo conflitto di interesse che attanaglia tutti i sistemi, tutto il sistema economico italiano. Pare che l'80% di questa rilevantissima quantità di denaro che comunque le banche hanno elargito, non è vero che comunque non hanno chiuso i rubinetti, no, è calato di un 4-5% in un anno. È andato al 10% delle imprese, cioè l'80% del tutto si è andata soltanto al 10% delle imprese, cioè le grosse imprese. E quindi questo evidenzia già un dato strano. È un problema di rapporti anche nelle ci banche. volevo arrivare. È un problema di rapporti. Mentre nelle altre nazioni le banche, vabbè, senza andare in America, però nelle altre nazioni di solito le banche preferiscono dare denaro alle piccole e medie imprese, che sono quelle che ti possono portare più utile, proprio perché mettiamo una start-up nel campo dell'innovazione, dopo qualche anno ti può decuplicare il fatto, cioè comunque l'investimento solitamente non si fa sull'impresa decotta che sta da 100 anni sul mercato, ma si fa nelle altre nazioni, almeno penso, questo lo saprete meglio voi di me. In Italia invece pare che si faccia tutto soltanto su queste grosse imprese. Ma perché questo? E poi andando a vedere, ecco, lo studio terminava così, andando a vedere chi siede nei consigli di amministrazione delle banche e chi siede nei consigli di amministrazione di queste grosse imprese, casualmente c'era questa coincidenza. I rapporti, è morto da noi il sistema del credito cooperativo, o è quasi morto, diciamo, nel momento in cui c'era il direttore di banca che era lì da 20 anni e non ogni 6 mesi veniva cambiato, viene cambiato come oggi viene cambiato, che aveva un rapporto regolare con le imprese del territorio, le conosceva
conosceva alla perfezione, sapeva i problemi che avevano, ma anche i grandi vantaggi che potevano esprimere per andare avanti anche in momenti di difficoltà, e quindi dava credito perché si fidava, perché sapeva che dietro c'era un progetto, un'idea vincente, perché l'imprenditore era serio, si stava impegnando. Ma non Oggi non è più in un così. sistema internazionale. Oggi non è più così. Esatto. Oggi non è più così, c'è il problema dei rapporti. Il rapporto è quello che dicevi tu, con un grande conflitto di interessi. I piccoli imprenditori vengono trascurati, le grandi imprese, anche se tra virgolette, io potrei fare tantissimi nomi che non faccio, decotte, quindi già letteralmente morte, ricevono milioni di euro a palate. E questo è un sistema che chiaramente non va da nessuna parte. Non va da nessuna parte, perché voglio dire, è uno dei punti critici, quello in un momento di crisi, di avere il denaro e il finanziamento per andare avanti. Se ti manca quello, ti manca l'ossigeno, perché è chiaro che oggi i clienti non ti pagano più, ti pagano sempre meno. C'è poi il problema classico della pubblica amministrazione. Oggi leggevo un articolo e si diceva, ma sapete perché? Perché poi ogni tanto uno non ci arriva le cose, no? Così in 4 perché la siringa potrebbe costare molto di più in Calabria che non in Piemonte o in Veneto, perché in Veneto pagano normalmente a 30-45 giorni, in Calabria pagano a 2 anni o 3 anni. Una volta forse in Veneto. Però ecco, vabbè, sarà anche 90 giorni o 120. Purtroppo anche qua è molto di più. Però voglio dire, c'è una differenza sostanziale, a volte si paga da anni. Il costo del denaro oggi è l'8% all'anno per i piccoli imprenditori, se non anche di più, per 3 anni è il 24%. Allora questi costi dove vanno a finire? Allora, è vero che uno può dire nel meridione c'è una situazione magari un po' più inquinata da certe mafie e così via, però c'è un sistema, voglio dire, anche qui di rispetto verso la piccola e media impresa che non esiste più. Bisogna vedere anche i costi standard che bisognerebbe mettere. No, ma non tocco l'argomento dei costi standard, però voglio dire, a chi e come cosa, perché è vero quello che dice lui sicuramente. C'è anche questo, leggevo un articolo insomma oggi su un quotidiano. Non è possibile che costa qua un centesimo e in Sicilia che ne costa 50. Però anche qual è l'azienda che ne fornisce in Sicilia? No, ma anche se è la stessa azienda, perché i meccanismi sono diversi, in parte è quello che dice il professor Ma c'è un problema di parte... gestione centralizzata degli acquisti che nessuno vuole fare. Di nuovo, è il discorso che la classe politica, quando bisogna fare qualcosa che è semplice, non è molto complesso. Sì, però la gestione centralizzata bisogna stare anche attenti, perché a un certo punto se c'è una gestione centralizzata, lo si fornisce, lo si dà l'appalto, si fa vincere, vince l'appalto quella grande azienda multinazionale e le piccole e medie del territorio non hanno più possibilità. Però voglio dire, con regole ben precise, però comunque se vogliamo arrivare... Standard, più che l'appalto standard, bisogna trovare il costo standard. Allora, io definisco un costo nazionale. Chi si adegua, sì, però vedi, è una cosa nell'ambito aziendale, quando tu compri 10 paghi un certo prezzo, quando compri 100 il prezzo cala dallo stesso fornitore, non da 10 fornitori. Ma tu puoi fare una gara nazionale anche... devo dire, ci si sta orientando anche così, anche a livello nazionale, ma è evidente che bisogna cambiare tutto, però la gara può essere fatta appunto sul costo standard, in cui tu dici non lo do solo a una ditta, perché è vero, perché la grande multinazionale arriva e ti uccide tutto, ma dico quella cosa là costa tot, più basso impariamolo dalle imprese. L'impresa non ha mai un unico fornitore, ne ha sempre 3. Esatto. Perché non impariamo ne ha 50, no? Voglio dire, bisogna che però hai un tetto che non ti fa queste differenze. Sono cose semplici. Dobbiamo andare in pubblicità. Io volevo precisare quanto diceva l'avvocato, il quadro generale della CGA di Mestre. Perché ci sono degli interessi dietro. Che quest'anno la contrazione dei prestiti bancari erogati alle imprese è stata di 26,7 miliardi di euro, cioè pari al meno 2,7%. Le sofferenze in capo al sistema imprenditoriale sono aumentate di 8,7 miliardi di euro, pari al 10,9%, e se si considera che la produzione industriale è scesa del 6,5% e gli ordinativi del 10,4%. Quindi la situazione in capo alle piccole imprese è praticamente drammatica, con un PIL previsto intorno al meno 2,3-2,5%, quindi questo però un po' era qui quei già dati siete messi bene, perché il 2 rotti a livello nazionale siamo più del doppio, la media. Sì, per carità, qui stiamo valutando, esatto, qui stiamo valutando qui. Torniamo dopo su queste discussioni e pubblicità.
Allora, lo dico per i nostri ospiti in studio perché stiamo un po' arrivando al termine, 10 minuti dalla chiusura più o meno, per cui io vorrei che anche arrivassimo con far capire ai nostri telespettatori che delle proposte concrete ci possono essere. C'è qualcosa, perché abbassamento delle tasse per l'impresa, ok, questo è un dato fondamentale, e quindi lavorare anche sul cuneo fiscale, perché giustamente diceva è una cosa rilevante, far crescere, ragionare sul PIL, se non sbaglio lo diceva lei, anche questo può essere interessante, però andiamo vorrei essere ancora più concreto, cioè che emergessero un po' da voi delle proposte molto pragmatiche, semplici, che possono essere una soluzione per il governo delle piccole e medie imprese. So che è difficilissimo. Io provo a partire io, Alessandro, mi prendo una responsabilità in questo senso. Non voglio dire cosa devono fare gli altri, in particolar modo il governo, voglio, per adesso sempre difeso tra virgolette l'impresa, voglio provare a chiedere agli imprenditori di migliorare le proprie competenze. Ecco, allora vediamo prima cosa, internamente, cosa devono fare gli imprenditori? Quindi Oggi questo potrebbe essere... Ne abbiamo parlato appena nello sketch precedente. Abbiamo parlato dell'impresa che ha difficoltà a recuperare, diciamo, della liquidità, soprattutto dal sistema bancario. In alcuni casi abbiamo visto la gran parte del denaro viene erogato alle grandi imprese per sistemi e per relazioni di altro tipo, non per relazioni di merito. Proviamo a renderci, come dire, comprensibili per le banche, presupposto che le banche devono fare un certo processo, i funzionari, non ci sono più i funzionari di un tempo, sì, di 20 anni fa che conoscevano infatti un'azienda, ma ci sono funzionari forse non così capaci e così competenti sul territorio, ma proviamo a essere noi più chiari nei confronti delle imprese, scusate, nei confronti delle banche, cominciamo a capire che non è che non vogliono dare il denaro, ma hanno paura che il denaro non sia restituito, che è un altro concetto. Dimostriamoci che siamo in grado di restituire il denaro, perché penso che chiunque non voglia prestare denaro a qualcuno che non glielo restituisce o che non ha capacità di restituirlo. Impariamo a fare un piano finanziario. Parlo per gli imprenditori, li ho sempre difesi, oggi chiedo agli imprenditori di fare un piano finanziario. Di farlo, ma non per 3 mesi, per l'importo, per l'intervallo di tempo che occupa il mutuo piuttosto che la disponibilità di liquidità che chiediamo alla banca. Lo chiediamo per 5 anni, chiediamo di impegnare, anche noi ci dobbiamo impegnare nei confronti della banca per 5 anni e renderci trasparenti per essere controllati mensilmente, semestralmente, che gli obiettivi che abbiamo dato al sistema competitivo siano raggiunti e quindi la banca possa vedere dal suo canto restituita la rata con cui ci siamo impegnati. Perché secondo lei questo è il problema? Non è un problema, ma è una competenza che ad oggi gli imprenditori, soprattutto l'imprenditore di vecchia generazione, non presidia. Ecco, perché io ho parlato con due direttori di 2 banche, di 2 gruppi bancari diversi a livello regionale, quindi una certa tipo e avevo chiesto ma perché avete stretto così Freddy eccetera, poi era un contesto particolare di energie innovative per esempio, e hanno detto no, noi siamo disponibili a finanziare tanto l'uno quanto l'altro, purché ci sia un progetto che presenti qualcosa di innovativo, quindi sia però credibile, certo, realisticamente realizzabile, qualcosa di nuovo realizzabile e che preveda una rientrata del capitale con quindi una serie di step importanti. Esattamente questo. E io dicevo, ma è vero, sarà vero? Mi chiedevo, ma sarà vero o non sarà vero questo? Ma allora cosa vuol dire? Che adesso un imprenditore va in banca senza questi presupposti? In alcuni casi non si presenta in maniera completa, esaustiva e non è in grado di spiegare all'interlocutore bancario tutto quello che gli serve e tutto quello che può mettere in gioco nel momento in cui questo denaro gli viene prestato. Il piano finanziario è fatto da un sistema di flussi di cassa, deve avere una sua consistenza di carattere economico, ma soprattutto deve prevedere una serie di azioni in funzione di obiettivi che siano interessanti. Ecco, io le chiedo, ma un sistema di reti di impresa, che non vuol dire perdere l'individualità della singola impresa, perché l'abbiamo già visto che i consorzi di impresa non avevano funzionato, eccetera, distretti produttivi, vabbè, può essere una soluzione? Lei che l'ha studiato e praticato, cioè tante imprese, noi siamo addirittura unite per questo tipo di ci serve. Certo, può essere una soluzione, mi permetto anche di dare un suggerimento in questo merito, sono sistemi di aggregazione, abbiamo avuto il contratto di rete che ha fomentato, ha fatto rinascere una serie di interessi intorno alla collaborazione, ma ripeto, così come ha sempre fatto l'imprenditore, è un sistema che innesca l'aggregazione, ma deve avere il concetto di selettività.
Cioè io posso iniziare a collaborare con gli altri, ma poi devo selezionare con chi fare business, con chi attivare le opportunità di business. Non lo posso fare con tutti, lo devo fare con chi trovo in collaborazione, con chi trovo disponibile, con chi evidentemente mi dà un'opportunità da poter scambiare. Ecco, una delle cose, e con questo finisco, che in una rete di impresa, all'inizio, proprio mi ricordo, all'inizio della rete di impresa, facevamo questa prima riunione, erano in 6 imprenditori, la cosa che chiesi a tutti erano titubanti, si conoscevano fino a un certo punto, sì, avevano delle relazioni, ma non conoscevano le altrui imprese. Una cosa che chiesi a tutti e che fu di fatto confermata poi dai fatti, è che chiesi a tutti di mettere sul tavolo i gioielli della propria impresa, le parti più belle della propria impresa, le opportunità che potevano offrire e le competenze che avevano. Su quel tavolo devono esserci non le sfortune e le cose che non vanno bene della mia azienda, ma le cose migliori. Oggi sono ancora insieme e stanno continuando a fare rete di impresa. Perfetto. Conoscenza e quindi avere relazioni di impresa. Benissimo, chiedo a lei. In un contesto dove molte imprese, speriamo quello del nord-est, non ci voglio mettere dentro l'Emilia Romagna se questo non è quello tipico veneto, friulano, dove l'impresa non sa neanche per assurdo qual è l'impresa vicina. Perché così, di fatto, mi è capitato diverse volte con imprenditori dire ma sai che sono andato da quest'altro che fa questa cosa qui, cioè, ma chi è, cosa, se alcuni frequentano Assindustria, Un'Industria, Confindustria, Confkim, magari si conoscono perché sono amici, ma tanti manco sanno che esistono e possono essere invece delle strategie, delle sinergie che si possono creare. Perché l'imprenditore nordestino è chino sul proprio lavoro, ha già tanto da pensare, preoccuparsi per se stesso che figurarsi guardarsi attorno ancora non ce n'è. Chi può farlo questo? E quindi può essere una nuova generazione, puntare molto anche su chi all'interno dell'impresa è giovane o su manager esterni che possono avere questo ruolo, quindi una delega di competenze, potrebbe essere delega di fiducia, sì, perché questo è un altro problema di fiducia, una strategia, chiedo a lei, certo, perché certo, creare relazioni di impresa vuol dire guardarsi attorno, adesso, detto brutalmente. Così io faccio la parte anche del diavolo, nel senso fino adesso abbiamo parlato bene degli imprenditori in qualche modo, che sono vessati, che stanno attraversando un problema enorme in un momento difficilissimo, problemi enormi in un momento difficilissimo. E questo è partito nel 2007, perché la crisi nasce tra il 2007 e il 2008. Però precedentemente c'era la piccola e media impresa italiana. E quindi io faccio una grossa critica agli imprenditori, perché è vero che lo Stato è stato inefficiente, è stato completamente assente dall'impresa italiana, dalla piccola e media impresa, ma è altrettanto vero, a mio avviso, che il piccolo medio imprenditore ha tantissime responsabilità. Cioè facciamoci una domanda, cos'è che ha fatto nei 20 anni precedenti o nei 30 anni precedenti, diciamo dagli anni 80 fino all'inizio degli anni 2000 o prima della crisi, per far sì di strutturarsi in modo tale che anche in momenti difficili l'impresa potesse in qualche modo resistere e potesse attraversare questo momento difficile resistendo e poi uscendone vincente? A mio avviso, e parlo a grandi numeri chiaramente perché ci ho lavorato nelle imprese per più di 30 anni e oggi le assisto come consulente di strategia e organizzazione, ha fatto pochissimo. Parliamo di 2 o 3 punti che sono quella che nell'impresa dovrebbe essere così, la parte diciamo fondamentale, che è la strategia prodotto-mercato. Allora, sulla ricerca e sviluppo certo hanno fatto, ma non sono andati avanti investendo tutto quello che le imprese, e da noi le imprese dagli anni 60 agli anni 2000 hanno certamente, sono cresciute e hanno guadagnato moltissimo, hanno veramente reinvestito quello che dovevano reinvestire per innovarsi sistematicamente. Perché sono così piccole oggi ad esempio? Perché se noi guardiamo un'analisi che è stata fatta ultimamente, noi abbiamo, mi sembra, tra 2 o 3 volte il numero delle piccole e medie imprese che ha la Germania. Ma non perché la Germania è organizzata in maniera differente, gli imprenditori sono diversi, hanno 3 teste, no, perché si sono messi assieme. Allora, è vero quello che dice Paolo, nel senso che oggi stiamo lavorando sulle reti di impresa, ma perché non abbiamo cominciato, indipendentemente dalle reti di impresa? Se io sono piccolo e mi accorgo che anche lei è piccola, ma però facciamo cose similari e possiamo metterci assieme. E qui nasce il grande problema dell'individualismo degli imprenditori italiani.
Noi piuttosto che metterci assieme a qualcun altro preferiamo stare da soli e preferiamo morire da soli. Io ne ho visti tantissimi di questi imprenditori, ma non 2, 3, 10, a decine, che piuttosto, pur in momenti di difficoltà, di unirsi a qualcun altro, certamente è individualismo ed egoismo, e non avere quella capacità culturale di guardare oltre, diciamo così, il proprio giardino. No, è meglio rimanere dove siamo e rimanere da soli, perché condividere con gli altri, ma perché devo condividere? Io sono proprietario di 5, piuttosto di essere socio di 50 preferisco essere proprietario di 5. Questa è un'altra ristrettezza culturale che abbiamo noi in Italia, quindi c'è in generale un grande problema di cultura, così come nella internazionalizzazione. Perché noi non siamo cresciuti all'estero? Lei parla con tantissimi imprenditori e gli chiede: ma voi siete presenti all'estero? Certamente. Cosa fate? Ma ho venduto qualcosa qui, qualcosa là, e ritengono di essere internazionali. Non è così che si è internazionali. Si è internazionali con presenze che, voglio dire, hanno impegnato l'azienda per 5, 10, 15, 20 anni con dei piani precisi di strategia di mercato. Così non è per l'Italia. Le faccio un esempio. 10 giorni fa è uscito sul Sole 24 Ore un'analisi di quello che nel settore agroalimentare, che penso sia il nostro o no, la Germania fa. Bene, la Germania all'estero vende il doppio nell'agroalimentare di quello che vende l'Italia. Allora io mi chiedo, ma perché? La risposta era perché le aziende sono mediamente 4, 5 e a volte anche 10 volte più grandi che da noi. Hanno fatto rete, ma l'hanno fatta con intelligenza negli ultimi 20 o 30 anni. Perfetto, quindi questi sono altri 2 punti fondamentali. Siamo proprio in chiusura fuori tempo massimo. Avvocato, secondo lei, quindi qui abbiamo visto un outing fatto dalle aziende ed è utilissimo. Però sostanzialmente che cosa chiedere al governo? E dopo chiudere le conclusioni, proprio in 2 parole. Chiedo al governo, il prossimo, quello che farà, di iniziare a fare concretamente delle cose. Si parla tantissimo, abbiamo parlato per questi mesi di tantissime, basti pensare che i 7 provvedimenti più grossi che dovevano essere fatti, semplificazione fiscale, spending review, lavoro, sviluppo, insomma, tutti quei 7 provvedimenti principali sono stati attuati soltanto al 18%, questi dati Sole 24 Ore, dopodiché Monti ha presentato le dimissioni e probabilmente null'altro verrà attuato. Io chiedo che venga iniziato a fare seriamente qualcosa di concreto, senza fissarsi, come dicevo prima, sullo strumento giuridico. Abbiamo parlato per mesi delle province, da 86 a 51, questi sono strumenti giuridici, ma sono strumenti, non sono né buoni né cattivi, sono strumenti. In Germania esistono comuni, province e regioni e la Germania è amministrata benissimo, quindi è ora di iniziare a badare realmente ai contenuti piuttosto che fermarsi su queste polemiche sterili che, diciamo, sentiamo spesso. Concludo. Quindi per farle ci vuole una maggioranza netta il governo, perché altrimenti andiamo avanti. Non necessariamente, ci vuole volontà politica di iniziare concretamente a fare delle cose che possono servire alle famiglie e alle piccole e medie imprese, ma a tutti i cittadini. E la politica e la volontà politica di fare realmente qualcosa. L'esempio delle province era buttato lì, era un esempio per dire che abbiamo sprecato mesi a discuterne, ma poi non se n'è fatto nulla e va avanti da anni. Se non sbaglio è stato in Parlamento che poi non c'è esatto, come sempre. Allora, chiudiamo. No, il convegno di domani serve a un partito come il mio, l'Italia dei Valori, serve per capire, per fare di quello che in parte è venuto fuori grazie ai nostri 3 importanti esperti, e per fare delle proposte politiche a livello regionale ma anche a livello nazionale. Ci sarà anche domani come esperto l'onorevole Borghesi, che è ordinario di economia, tra l'altro, che è capogruppo dell'Italia dei Valori alla Camera adesso, e quindi un partito intelligente, a mio avviso, deve cercare di ascoltare e poi proporre in termini legislativi tutte quelle cose che vengono appunto da chi ha le competenze, perché nessuno di noi io non posso mettermi alla stregua di un imprenditore che vive problemi sulla propria pelle. Devo cercare come politico, se sono un buon politico, di fare quelle proposte che diano le risposte alle sue necessità. Quindi da un lato diciamo così, i tecnici del territorio, colpire gli imprenditori disonesti, favorire gli imprenditori per bene, che sono la maggioranza di questa nazione per fortuna, e creare le condizioni perché l'impresa piccola, media e grande possa fare ricchezza, lavoro, perché poi questa è la vita di tutti noi. Se non c'è impresa non c'è lavoro e c'è la disperazione. Noi siamo perché l'impresa buona vada avanti, e su questo ci siamo sempre impegnati e ci impegneremo.
Certo, noi siamo arrivati al termine, io vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia, ringrazio i nostri telespettatori di averci seguito, insomma sono stati diversi gli argomenti che abbiamo cercato di sviluppare, diversi punti, poi naturalmente si cercherà via via di fare un po' il punto della situazione alla luce di quanto emerge. Importanti anche naturalmente sono sempre i vostri contributi, i vostri apporti, potete anche naturalmente scriverci ed è estremamente utile, oppure intervenire nelle prossime trasmissioni. Grazie ancora, buona serata e a presto.